Grazie a tutti per essere così numerosi, buon pomeriggio. Siamo qui riuniti, come ho già detto numerosissimi, per l'assegnazione del premio letterario Divok edizione 2023. E siamo molto emozionati perché pensavamo che, visto il fatto che l'emergenza è in qualche modo scemata, andasse scemando anche l'affluenza del pubblico. Invece siamo felici che tutti tengano ancora alta la guardia riguardo a tutto quello che è successo e c'è successo. Io mi chiamo Lucia De Giorgio, faccio parte della giuria del premio insieme al professor Angelo Tonelli, che è un grecista di fama internazionale che vive a Lerici in Liguria e non è riuscito a raggiungerci qui a Udine, però ci ha lasciato un messaggio video che presto vedremo. Io sono la quota rosa della giuria, sono un'insegnante di scuola primaria, sono anche docente di arti coreutiche e cultrice di filosofia, quindi insomma metto assieme un po' questi vari aspetti, soprattutto l'aspetto della maestra, ecco. Quindi io ho letto i testi e devo dire sono stati tutti molto interessanti, sono arrivate 123 opere molto interessanti, le abbiamo lette separatamente e poi ci siamo confrontati, abbiamo detto bene, io ho scelto questo numero, questo e questo, abbiamo fatto un'ulteriore scelta, insomma alla fine siamo arrivati alla conclusione. Quindi io faccio parte della giuria, il professor Angelo Tonelli, che sentiremo tra poco, e l'ideatore di tutto, che è Emanuele Franz. Un applauso meritatissimo per la sua tenacia, la sua energia e insomma il suo coraggio soprattutto. Lui è filosofo, editore, la sua casa editrice si chiama Audax, quindi la parola dice tutto, e adesso lascio a lui gestire questo pomeriggio assieme. Grazie Emanuele. Grazie a te Lucia. La Lucia è modesta su se stessa, però durante questi anni di privazioni e restrizioni ha fatto addirittura dei sit-in fuori dalle poste dicendo che un cittadino doveva entrare in posta per i beni essenziali e si è messa lì fuori a fare questi sit-in mostrando un coraggio, una dignità umana esemplare. E allora siamo tutti molto emozionati perché in pratica siamo in tre amici a andare avanti a organizzare tutto questo evento con le evidenti anche difficoltà logistiche. Mi scuso se la sala è troppo piccola, tutte queste cose che abbiamo dovuto vedere in tre di noi. Come sapete non c'è stato nessuno sponsor, anzi laddove si è potuto si è cercato anche di fare ostruzione a iniziative di questo genere, di boicottarle, adesso ha boicottato il tanto ci sentiamo ecco qua, non so cos'era successo. Diciamo che nonostante le difficoltà e i boicottamenti, io ho appunto una casa editrice. Quando ho assistito alle parlo in piedi così, no? Allora così mi sentite bene. Mi sentite tutti? Allora,
Quando hanno imposto le limitazioni alla vita civile, alle forme più elementari di vita civile, io come editore, scrittore, mi sono accorto che le prime forme a essere colpite, le prime forme di vita sociale sono state quelle culturali prima e poi quelle rituali in seconda battuta, perché le biblioteche sono state le prime a essere chiuse. Poi sono stati limitati i servizi come il culto dei morti, addirittura abbiamo assistito a una limitazione di queste forme di ritualità che sono quelle poi che ci distinguono dagli animali, perché solo dall'uomo di Neanderthal in poi abbiamo assistito al culto dei morti, cioè sono tutte quelle forme elementari che ci danno un senso dell'appartenenza e che semmai avrebbero dovuto risolvere una crisi, non andare a eliminare proprio queste forme essenziali della vita comune. Chiaramente io nel mio piccolo faccio libri, ho pensato qua, sono tutti che recriminano quelli che hanno rifiutato di sottoporsi al trattamento, molti certamente in TV si sono erti anche a rappresentanti o difensori dei diritti degli esclusi, ma era una rappresentanza così in TV, perché poi io a guardare allo stato dei fatti non ho visto un vero e proprio sostegno, forse qualche colletta alimentare, ma proprio un riconoscimento, fosse anche soltanto una targhetta a gente che ha scelto di pagare le conseguenze di questa scelta, di essere isolato dagli amici, di non poter più frequentare un cinema, una conferenza per mesi, per anni, sottoposti, torchiati, accusati, addirittura c'era il Presidente della Repubblica che diceva che chi non si adeguava a questo trattamento sanitario metteva a repentaglio la vita degli altri. Ma come? Sono diventato un omicide. Sono diventato un omicide, adesso siamo diventati omicidi, siamo diventati. E poi anche i capi della religione, di diverse religioni, non solo quella cattolica, anche quella indiana, no? Anziché rassicurare, offrire una parvenza di serenità di fronte a una crisi come tante magari ne ha avute l'umanità, la peste, i terremoti, cioè la figura spirituale dovrebbe offrire un rasserenamento, di dire non c'è solo il corpo, confina nei valori dell'anima, qualsiasi che sia la tua religione, ma come dire, rasserenati che c'è un progetto più grande. No, perfino i rappresentanti della vita religiosa si sono sostituiti a quelli della medicina. Dico, che è successo? Allora, noi altri siamo stati accusati dei peggior crimini, che come se avessimo ucciso, infettato, e siamo stati marchiati vivi, segregati, ridotti, come diceva San Paolo, siamo diventati la spazzatura del mondo, siamo stati il rifiuto di tutti e lo siamo ancora oggi. Queste sono le parole di San Paolo alla lettera dei Corinzi e sono tanto attuali che descrivono esattamente la nostra situazione. E però è venuto fuori uno scorzo duro di un'umanità che non si è resa, che è irriducibile, e voi qua siete la prova vivente. Saremo anche in pochi, però voglio dire, siamo qua, ci siamo stretti la mano, un gesto vietato fin l'altro giorno, una cosa inconcepibile considerare che stringersi la mano, un gesto che si trova perfino Omero nell'Iliade parla e strinse la mano alla dea, cioè sono codici universali che hanno distinto l'uomo come essere pensante e civile dalla materia inerte. E queste forme che ci hanno dato forza, che ci hanno dato la capacità di reagire a momenti difficili in questi millenni di storia, sono stati proprio questi gesti a essere colpiti per primi. È chiaro che con la scarsezza dei mezzi, con la limitatezza degli aiuti, con quel poco che abbiamo, siamo qua oggi. E questo è già di per sé un miracolo, un segnale fortissimo di una resistenza irriducibile. Quindi il momento di oggi, secondo me, non è soltanto una targhetta, una pubblicazione, quel che si è potuto. Se io avessi potuto avrei fatto di più, avrei messo in palio molto di più per incentivare questa resistenza. Ma nel poco c'è un simbolo, perché il simbolo vale più di una targhetta, è la forza del simbolo, e quel poco che diamo oggi al vincitore deve essere esteso simbolicamente a tutti i presenti, a tutti quelli che hanno concorso anche nell'ombra, a quelli che hanno detto no, l'umanità deve vincere sulla legge. Ecco, però poi la regia
da moderatrice verso le emozioni. Non avendo il microfono adesso potremmo però... Io vorrei far dire due parole, Sì. tanto a un pluriconcorrente che ha partecipato quest'anno, l'anno scorso, Fulvio Capostagno, che voleva dire due parole sulla sua testimonianza come concorrente. Se avevi piacere, Fulvio Capostagno. Grazie. Ho anche gli appunti, do un'occhiata a garanzia anche vostra più che mia, perché dopo quando uno comincia a parlare di queste cose e si sente in un ambiente dove c'è empatia, è facile che vada avanti parecchio. Prima cosa, come dite Emanuele, io sono uno di voi, io sono uno che ha partecipato l'anno scorso con 2 opere, perché ci tenevo a non solo a dire la mia, ma anche a favorire la nostra. E ho partecipato quest'anno, ma il motivo per cui sono stato invitato qui da Emanuele probabilmente è perché, al di là della distanza geografica tra Udine e Rovigo, dall'anno scorso ho mantenuto una vicinanza col DIVOC, con lo staff del DIVOC attraverso Emanuele, e gli mandavo mail, gli mandavo messaggi, telefonate e sollecitazioni varie. La prima sollecitazione a ripetere l'esperienza con una seconda edizione del DIVOC. Un'altra sollecitazione, quella di non disperdere questo patrimonio di umanità. Gli suggerivo di fare a corollario della premiazione, ad esempio, un reading letterario, perché noi non riusciamo a sentire le opere, almeno un assaggio delle opere che hanno partecipato. Sono sicuro che sarebbero molto interessanti. Gli suggerivo di realizzare una sorta di comunità di amici del DIVOC, perché anche questo potrebbe aiutare, perché ci sono dei momenti in cui uno può sentirsi anche solo, e come noi ci siamo sentiti soli, e trovare un'iniziativa per noi, non un'iniziativa in cui noi eravamo ammessi, ma proprio un'iniziativa per noi, riservata a noi, ci ha dato molta forza, ci ha dato molto entusiasmo. Ecco, quindi forse questa mia amorevole sollecitudine di contatti è servita ed è arrivata forse anche nel momento giusto, nel momento opportuno. Vi ricordate i momenti che abbiamo passato tutti? Eravamo dei reietti, non si poteva andare in biblioteca, non si poteva andare alle poste, non si poteva andare al cinema, non si poteva andare a prendere i figli o i nipoti a scuola, non si poteva lavorare, quindi siamo stati derubati dei diritti elementari, non si poteva in qualche caso neanche sottoporsi a un'operazione chirurgica, perché si doveva seguire i capricci del medico. E anche nei momenti della vita, della nascita e della morte, anche in quei momenti quelli ci erano preclusi, e questa è una cosa di una disumanità veramente spaventosa. Nascevano solidarietà tra i positivi, ci si invitava a clandestini incontri ravvicinati, prontissimi incontri ravvicinati per cercare di positivizzarsi. Allora scherzosamente si diceva: io voglio frequentare persone positive per salvare il lavoro, per avere il diritto a lavorare. Il paradosso di andare a cercare di ammalarsi, la notizia: sai, sono positivo, sai, mi sono ammalato, oh, ce l'hai fatta, baciami stupido. A questo si è arrivati, a questo, pur di conquistare un po' di libertà che dovevamo già avere. Insultati dalle altissime cariche dello Stato, perché quando si dice non ti vaccini, ti ammali, muori o fai morire, se sei vivo vuol dire che hai fatto morire, quindi se sei vivo sei un assassino, e nei confronti degli assassini ci può essere il disprezzo, la pena o la legittima difesa, qualsiasi cosa. Questo è il ragionamento in quelle poche parole. Ecco,
solo perché noi ci eravamo fatti qualche domanda. Avevamo qualche domanda, qualche dubbio. Va bene sta cosa? Siamo sicuri? Posso decidere cosa mettermi nel mio corpo? Ho ancora questo diritto senza fare domanda? Posso fare una domanda o devo farlo senza fare una domanda? E la domanda la voglio fare a qualcuno che non abbia interessi personali nel rispondere, perché questo era il punto. C'erano troppi interessi delle persone che ti dicevano fai questa cosa. Ecco, per noi abbiamo scoperto un giorno attraverso i nostri canali insoliti, perché loro frequentavano i canali insoliti, non certo potevamo vederlo dalla pagina letteraria di un quotidiano, di un settimanale. Veniamo a scoprire che c'è un premio in cui noi non è che siamo sopportati o ammessi, ma è riservato a noi, gli scemi del villaggio globale, quelli che non credono alla scienza, senza spiegare se questa scienza sia la scienza economica o la scienza della persuasione sociale. Perché la medicina, lo sappiamo, si avvale di scienze, l'anatomia, la fisiologia, la chimica, la fisica, ma non è scienza. La medicina è arte medica. E se non fosse un'arte, noi non andremo dal medico, ma andremo dal computer a chiedergli che cosa abbiamo, che cosa dobbiamo fare, come dobbiamo curarci, se dobbiamo operarci, da chi dobbiamo andare. Alexa, dimmi dove sto, cosa devo fare? Questo. Per parlare di scienza, occorre un campione di controllo e noi eravamo il campione di controllo. Ieri sera ho fatto chiedere a mio nipote all'intelligenza artificiale come si poneva la questione del campione di controllo del Covid. Molto interessante la risposta, provate a vedere, fate la domanda e c'è un po' un arrampicamento sugli specchi e dice abbiamo i dati del 2021. Allora, se non ci sono i dati, come fai se c'è il campione di controllo? Se non c'è un campione di controllo, come fai a dirmi che questa cosa fa bene o fa male o fa peggio? Non lo sappiamo. Mancava il campione di controllo. Noi eravamo il campione di controllo, ecco perché eravamo così odiati, perché di questo si trattava. E poi c'è anche dire che noi dovremmo essere ringraziati dal mondo scientifico, perché noi siamo quelli che si sono assunti il rischio di non avere la copertura e possono osservarci e vedere quanti siamo rimasti. Se siamo rimasti in vita, mi pare di sì, di vedere, mi pare anche in buona salute e persino alla faccia di chi ci voleva male, sorridenti. Se parliamo di scienza c'è un altro fattore, il fattore tempo. Non può esserci sperimentazione senza il fattore tempo. È inutile che mi dicano noi abbiamo fatto milioni di dosi. Senza il fattore di tempo, ce ne insegna la storia della farmacologia, la storia della medicina, ma lo capivamo col nostro buonsenso, non può esserci una sperimentazione. Ci ricordiamo alla fine dell'Ottocento, quando per curare la tosse o la dipendenza da morfina, la Bayer inventò che cosa? L'eroina. La Bayer, alla fine dell'Ottocento, inventò l'eroina che doveva servire, particolarmente indicata per i bambini per la tosse e per curare la dipendenza da morfina. Ecco, andate a cercare le belle pubblicità della pubblicità Bayer, trovate aspirina e eroina nella stessa pubblicità. E in quel momento noi abbiamo trovato qualcuno che organizzava una cosa per noi,
ma io avrò gratitudine e riconoscenza per Emanuele Franzi, per quello che ha avuto il coraggio di pensare e di fare, perché è un'esperienza senza precedenti. E anche dopo che qualcuno l'ha inventata, nessuno ha avuto il coraggio di copiarla. Dico che se ideare e organizzare questo premio l'anno scorso è stato un atto di coraggio, organizzarlo per il 2023 è stato audace. Perché? Perché molti volevano dimenticare. Chi voleva dimenticare? Innanzitutto i responsabili, quelli che hanno costretto a questo ignobile ricatto senza precedenti, o meglio qualche precedente forse c'è nella storia, ma non voglio ricordare. Loro volevano dimenticare, ma sì, è andata così. E l'intelligenza prezzolata non ha detto una parola a difesa di noi, anzi si compiaceva, incoraggiava e rincarava la dose. Ancora, chi è che voleva dimenticare? Voleva dimenticare quelli che avevano ceduto a questo ricatto ignobile. Dicevano non l'hanno fatto perché costretti e non avevano voglia di pensarci. E allora anche loro cercavano di buttarsi queste cose dietro le spalle. Ma sì, speriamo bene, speriamo di essere capitati nel lotto. Inizialmente si diceva nel placebo, poi hanno detto no, non ci sarà più il placebo. Insomma, meglio non parlarne, guardiamo avanti. E poi c'è una terza categoria che avrebbe in una parte dell'anima voluto dimenticare, ed eravamo in fondo noi, perché avevamo patito talmente tante prepotenze sulla nostra pelle che una parte del nostro animo avrebbe avuto voglia di dimenticare. Ma sappiamo che invece ricordare è indispensabile parlare di queste cose, continuare a parlare. Avevo nel mio carteggi con Emanuele, avevo ipotizzato anche che l'edizione 2003 potesse inserire, comprendere anche altre categorie, ovvero le categorie dei pentiti, quelli che con espressione umoristica vengono chiamati porcalax, perché sono quelli che non lo rifarebbero più per l'esperienza che hanno avuto. E poi i costretti, firmando la dichiarazione: sono stato costretto. La mia libertà, per dirla con Sant'Agostino, il mio libero arbitrio non aveva la libertà. Sì, hai deciso tu di farlo. Sì, ho deciso io col mio libero arbitrio di farlo, ma non ero libero di scegliere, perché dovevo scegliere tra una cosa e l'altra. Scelta terribile. Io non ho comprensione, conosco molti amici che non volevano assolutamente farlo, e in due in famiglia uno l'ha fatto e l'altro no. Allora ho detto, considera anche questa ipotesi. Ma Franz, che è per le scelte pure e radicali, ha voluto, e sottovoce dico, ha fatto bene, mantenere il premio nella sua forma originale. Si è esposto a un rischio in questo modo, il rischio dell'accusa del paradosso. Come? Adesso siete voi che escludete. Facile, fin troppo facile obiezione, a cui però diamo altrettanto facili risposte. Primo, questa esclusione non comporta il disprezzo di nessuno e il rifiuto di nessuna persona. Ognuno fa le sue scelte, avete fatto la vostra scelta, rispettiamo la vostra scelta, chiediamo rispetto però per la nostra. Molto diverso questo rifiuto. Un po' di rispetto però per quelli che stanno in alto, sì. Certo. Non per la massa, certo. Per i draghi di rispetto assoluto e non per loro. Certamente, molto diverso dunque come tipo di esclusione.
non c'era nessun intento di rifiuto o di odio. E poi la seconda considerazione viene probabilmente proprio da una pagina di Aristotele, quando parla di storture. Qualcuno può dire è un paradosso, è una stortura che questo premio sia solo per i non vaccinati. Ecco, Aristotele nell'Etica a Nicomaco fa un esempio bellissimo, parla proprio di stortura. Dice: se io ho un asse curvo e lo voglio raddrizzare e lo raddrizzo, quest'asse presto ritornerà a prendere la forma originaria, un po' meno ma rimarrà storta. Se io voglio che quest'asse curva diventi dritta, devo forzarla, esagerare nel senso contrario, e quando l'avrò spinta nel senso contrario, allora quando poi si riassesterà diventerà dritta. Ecco, questo secondo me è il senso del paradosso per cui il premio sembra che sia qualcosa che vuole escludere. No, non vuole escludere, c'è scritto lì, non per discriminare, ma per dare un piccolo risarcimento a chi sta aspettando ancora dei risarcimenti molto consistenti della propria dignità che è stata rubata, e dello stipendio, della paga, del salario o della professione che è stata rubata, interdetta. Io dico un altro paio di cose, non tutte. Vado verso la fine. Franz è uno scalatore. Ha fatto un'arrampicata molto faticosa, ha trovato una via nuova, un percorso nuovo, come cercano i più esperti scalatori. L'ha fatto a mani nude, l'ha fatto senza teleferica e senza sherpa che gli portassero i pesi. Vorrei dire che l'ha fatto quasi in solitario, perché certo c'è uno staff, però alla fine sapete, anche faccio parte di un premio letterario, alla fine so che ci sono delle persone che poi devono lavorare, devono prendere in mano le cose. Gli altri lo aiutano, ma c'è qualcuno che deve prendere in mano le cose. Questo scalatore è arrivato in vetta e glielo dobbiamo riconoscere, e ha trovato una strada nuova anche quest'anno con la seconda edizione. Ma è anche un filosofo, e il filosofo dovrebbe non solo inquadrare i fenomeni, ma dovrebbe anche dare qualche indicazione per il futuro. E io credo, da quello che ho visto di Franz e anche dalle sue apparizioni sulla cronaca, che è uno che ha capito molto bene il mondo dove sta andando e ce lo sta insegnando, ce lo sta mostrando, ce lo sta indicando. Personalmente nel futuro prossimo, che è già presente, vedo elementi di preoccupazione. Mi limito a dire che sono molto preoccupato per questo documento europeo, forse domani mondiale, identità digitale, che non è più un documento di controllo. Adesso io so cosa fare, ma dovrà diventare un modo per decidere se tu hai diritto a qualcosa, se potrai essere destinatario di un diritto, che è diverso, perché uno dice: ma sì, tanto sanno già tutto, cosa compri, dove vai, cosa fai. No, è un'altra cosa, è una cosa ben diversa. Quindi noi dobbiamo stare molto vigili, e probabilmente non sarà sufficiente la vigilanza, probabilmente occorrerà, a mio modo di vedere, anche la preghiera, perché io credo che questa sia una questione con un forte substrato spirituale, ma questo è un mio pensiero. Sono molto preoccupato anche per questa cessione di sovranità a organismi sovranazionali, di persone che non abbiamo votato, che non abbiamo scelto, e sono poco convinto che siano preoccupati del mio benessere e della mia salute, visto che periodicamente ci stanno dicendo che noi siamo il problema del pianeta e che salveremo il pianeta quando avremo ridotto la popolazione in modo consistente. Dunque, siamo qui. Non va il microfono. Non va.
Comunque, concludo. Non siamo qui solo per assegnare un premio al vincitore o alla vincitrice, non lo so chi sia. Vincitore e vincitrice mi fanno solo 2 generi, io perché sono ancora... Sono fermo alla Genesi, scusate. Siamo qui per rendere un ringraziamento per chi in un momento molto difficile ci ha riservato uno spazio d'onore per noi, uno spazio di umanità, e ci ha riconosciuto anche come esseri pensanti, capaci di scrivere. Questo ci ha riempito di forza, E siamo qui per festeggiare, credo, ciascuno di noi, non solo perché siamo qua vivi in buona salute e sorridenti, ma perché è la dimostrazione che c'è un'umanità che è testardamente convinta che ci siano dei diritti che non si possono calpestare. Non siamo un QR code, non siamo un codice a barre, siamo degli esseri umani, siamo orgogliosi di esserlo e cercheremo di fare in modo anche di, se possibile, farlo insieme. Io faccio parte anche della brigata per la difesa dell'ovvio della dottoressa Silvana De Mari. È una realtà che io personalmente apprezzo molto. Sarebbe bello anche che si creasse da questi contatti qualcosa di un corollario del premio Divock, qualcosa, come dicevo, con gli amici del Divock o un reading letterario, qualcosa che lo staff saprà organizzare. Grazie. Grazie Fulvio Capostagno per queste bellissime parole che mi hanno commosso. Hai toccato dei punti fondamentali che sono anzitutto di continuare a fare un lavoro di squadra e di tenerci in contatto. Ci sarà modo dopo di fare un brindisi insieme, occasione nella quale scambiarci delle domande, presentarci. È bella l'idea di fare amici del Divock, di creare un modo di scambiare opinioni. Bene, anche opportuno dire che questo era una specie di test, perché le forme liberticide sono sempre pronte a essere rimesse all'opera, no? Ci tengo a dire che uno degli elementi preferenziali di questo concorso era quello della critica al transumanesimo, una parola che adesso è sempre più usata, a indicare anche l'immissione forzata delle nuove tecnologie come integrazione della macchina con l'uomo, realtà virtuale, digitalizzazione forzata, alla quale siamo stati, ahimè, forzatamente costretti in questi anni. Pensiamo alla didattica a distanza, tutti questi incontri online. Ecco, tantissimi oggi mi hanno detto ma non riesco a venire, facciamo il collegamento su streaming, su Skype. Troviamoci, no? Questo è da dire che un domani ti dicono che per evitare incidenti in macchina devi usare gli occhiali Google che ti fanno vedere cosa c'è dietro il muro, poi ti dicono il braccialetto, poi ti dicono il chip, e se non lo usi sarà un po' come il Green Pass, cioè non ti vengono a legare, però se non usi questo strumento perdi una vita sociale. Quindi diciamo il test del trattamento sanitario l'hanno visto che funziona, però non chiudiamo frettolosamente la porta, perché in tanti hanno detto meglio dimenticare, non si parla più di Covid, incubo finito, mentre non è finito niente. Ecco, vedo una grande presenza in voi, che è una presenza, come dire, dei cuori, no? Dei cuori che vanno in alto, e è una gran bella cosa, perché non è che ci conti molto il numero, la statistica, cioè il demonio fa statistica, noi siamo in pochi, ma in realtà siamo in molti, perché due mani che si stringono, due cuori che pulsano, sono in realtà tutta l'umanità. Quindi percepisco questa gran forza.
diversi video di saluti che per esempio quello di Angelo Tonelli che vedremo per ultimo. Abbiamo un video dell'avvocato Fusillo che ci ha mandato, vediamo se Lucio che ci aiuta riusciamo a proiettare quello di Fusillo intanto, così alterniamo il parlato con qualche video saluto. Quello penultimo, no? Fai Lucio qua, connetti a destra. Prova a spegnere e riaccendere. Sì. L'altra, Audio connesso. quella luce lì, quella davanti, quella in primo piano, quella di studio. Audio giusto, non si sente. Ci vedo già in Bisogna mettere gli autoparlanti esterni e cliccare lì, impostazioni, cliccare su sì. Forse sul ritorno dove c'è l'altro parlare, sul ritorno della Come si chiama? Chi è che aveva suggerimento? Chi è che diceva di spiegare il passo? Mi scuso per l'equivoco qua, non so. Ovviamente che Lucio prenderà. Mi scuso per questa problematica. Niente, nel mentre che Lucio prova a risolvere il problema, io chiamerei Ugo Rossi. Spero di non averti messo in imbarazzo nell'invitarti qui, perché Ugo Rossi, per chi non lo conosce, ha fatto una battaglia incredibile, ti sei fatto arrestare, hai fatto di tutto, quindi sei tu che onori me con la tua presenza qua, che, insomma, porti una perla in più, diciamo, in questo evento per la tua battaglia
tu consigliere a Trieste, no? Hai fatto, per chi non lo conosce può approfondire, ha fatto di quelle battaglie incredibili. Quindi ci onora a tutti e se vuoi dare un saluto, ecco. Non va. Riproviamo a parlare con te. Vieni qua vicino. No, ringrazio di cuore Emanuele per questo momento, tra l'altro un momento difficile anche della mia vita, quando ero agli arresti domiciliari lo scorso anno. Mi è arrivato a casa il suo libro in dono, Io nego, è stato comunque un libro che in quella fase lì mi ha aiutato molto a trovare maggiore forza per andare avanti in quel momento. Come si è detto, qua c'è un piano oscuro che va avanti di un'oligarchia finanziaria che vuole il controllo assoluto sulle nostre vite, e quindi è fondamentale che ciascuno di noi in primis nella propria vita si indigni di quello che ci stanno facendo subire, ma non soltanto degli ultimi 3 anni. Io sono indignato di quello che ci fanno da quando sono nato su questa terra, sinceramente, perché queste tante problematiche che subiamo oggi comunque ce le portiamo avanti già da 20-30 anni, se non prima. E quando c'è stato, diciamo, l'inizio di questa, io la chiamo finta pandemia, ma anche perché lo dicono i numeri, pensate che a Trieste ho fatto l'accesso atti sul numero di morti, non c'è un morto in più in meno rispetto, comunque l'andamento è quello degli ultimi 15 anni a Trieste, quindi la stessa cosa l'abbiamo fatto anche in altri comuni. Di fatto loro con i media, diciamo, con il potere mediatico riescono a creare una paura, a instillare una paura nel popolo e a far crederci qualcosa che non esiste, come adesso i cambiamenti climatici sono una cosa naturale e la stanno, diciamo, facendo passare come un problema antropico, lo dico anche da ingegnere specializzato nel settore. Per quanto riguarda, ecco, quello che abbiamo subito, per me è stato fondamentale e importante, anche quando mi hanno arrestato a Trieste e poi prima di quei 2 arresti in campagna elettorale da grande sindaco, poi anche quando ero stato eletto consigliere, prima avevo subito anche un incidente, sono scappati, ancora non sappiamo ancora chi è stato, le telecamere stranamente non funzionavano, ma quando la polizia voleva che io uscissi da quella commissione ho detto di no, perché erano loro in difetto. Tra l'altro nessuna, diciamo, normativa liberticida, diciamo, del governo Conte, Draghi eccetera prevedeva l'arresto coatto, semmai una sanzione Covid. Sono quelle sanzioni che tanti di noi abbiamo anche preso violando il coprifuoco che è quello qua a Udine, a Trieste, e che non abbiamo mai pagato perché erano illegittimi e incostituzionali. Di fatto oggi non sono mai arrivate in funzione di pagamento a tanti. Quindi è fondamentale essere integri fino in fondo e anche imparare dalle lotte del passato, perché andranno avanti. Sappiamo già che a novembre vogliono che l'Italia e altri stati rettifichino il Green Pass mondiale, stanno preparando carestie di acqua, di generi alimentari, quindi è fondamentale in questa fase qua continuare a lavorare dal basso, a unirci sempre di più, essere pronti ancora di più per, diciamo, le prossime sfide che ci saranno. Il loro piano lo sanno. Per ricordare che iniziare ad avere una nostra agenda politica, anche loro hanno un'agenda 2030, noi dobbiamo trovare secondo me una nuova via, la controagenda e attuale. È importante, come dici Ugo, pensare di non chiudere subito la porta all'oblio di quello che c'è stato, ma immaginare che ci saranno sicuramente nuove forme di... È stato propedeutico, questo è stato propedeutico alla prossima chiusura per il footprint del carbonio. Quando questi vogliono arrivare al carbonio zero, vuol dire eliminare la vita, perché chiunque abbia fatto un minimo di chimica organica, cazzo, sa che tutto ciò che vive è composto di carbonio. Ecco. Volere il carbon zero vuol dire eliminare la vita dalla faccia del pianeta. Stanno negando la fotosintesi quotidiana, addirittura la negano, la
Grazie, un applauso. Buongiorno, siamo... È la cassa che ha è la cassa. Se un momento fa si sentì. Ma con la batteria? Il volume è troppo alto, c'è la era Provo a spegnere e riaccendere di nuovo. No, era attivato il microfono. a livello sanitario. Spegnere e riaccendere. C'è scritto housing. Niente, prima la chissà se si sente con le macchine si stanno Lucio, fai partire il video che faccio la... Lucio, fai partire il video se Andiamo avanti, dove tagli sì. E quindi un grande saluto a tutti i partecipanti e che vinca il migliore. Grazie.
di chiamare ancora un ex concorrente, non ricordo se ha concorso anche quest'anno, perché che è Fabio Danieletto, che ci dà la sua testimonianza ancora brevissima, e poi passiamo anche all'inizio della premiazione con la promessa di far avere a tutti questi stracci di video. Scuso per questa transumanizzazione. Incompiuta fortunatamente. Allora, Fabio Danieletto è stato... Volevo fare il serio, presentarti con la giacca, ma penso che sia oggettivamente caldo, non serve certificato. E lui, allora, bisogna dire che tu sei il terzo classificato della prima edizione. E avevamo anche i saluti del primo classificato, tutto in quel trabicolo che ci ritroviamo, che era, no, che è per voce Fabrizio. No, avevamo anche i suoi saluti, tu ci hai ricordato di persona, e come dire che sei salito sul podio alla prima edizione, puoi raccontare la tua esperienza. La mia esperienza, ecco, allora è stata un'emozione grandissima, anche perché abbiamo vissuto, come sappiamo, come ho visto tutte le persone, voi poi siete delle persone molto informate secondo me, perché paradossalmente se non avete accettato supinamente la cosa è anche perché vi sono venuti dei dubbi, che è anche la mia esperienza, no? E quindi penso, anzi ho sentito parlare alcune persone stasera, tra cui anche te, insomma, e vedo che le idee sono anche in sintonia. È questo che mi piace molto, che quando ho visto il bando di concorso l'anno scorso ho partecipato un po', no, a scatola chiusa, anche perché era ancora un momento in cui ti dovevi rendere conto se effettivamente si condivideva, chi avevi dall'altra parte condividevano le tue vedute, e anzi ho scoperto, e anche leggendo anche l'ultimo lavoro che ha fatto Emanuele, che condivido molte cose, molti aspetti. Infatti anch'io penso che ci sia un piano più scuro, e che il vaccino che per carità, insomma, il vaccino ci può stare purché si sia informati a dovere, nel senso che si sia informati, sia una scelta personale, non sia una cosa imposta. E la mia esperienza, io sono un tradizionalista, tant'è che penso che fa caldo perché siamo in luglio, però è un errore pensare questo, perché sicuramente è colpa del riscaldamento climatico, no? Dovuto per attività antropica sicuramente, e sono esatto, questa era una cosa, un appellativo di quelli che ti vedevi pippare addosso solo se pensavi certe cose. E io sono rimasto molto colpito soprattutto quando hanno introdotto il pass, perché quella mi sembrava la contraddizione più assoluta. Allora desidero condividere un aneddoto, faccio presto perché non vorrei annoiarvi. E quando sono talmente tratto bigotto retrogrado che sono andato al catechismo. Alla mia età i bambini andavano al catechismo, io sono veneto, in Veneto si diceva vai alla dottrina. Se pensa che bigotto non eri indottrinato, va bene, adesso sei istruito, cambia tutto. Allora vado al catechismo e era bellissimo andare al catechismo perché avevo una sorina che tutta moce. Allora i bambini facevano una baldoria incredibile, divertentissimo. Però il problema era quando arrivava il prete, perché il prete interrogava gli schiavi se non sapevi. Allora mi ricordo che una volta mi interroga e mi dice dimmi qual è il primo comandamento. Io ovviamente da Veneto, con il papà che è un grande bestemmiatore, dico perché adesso deve un po' moderare, perché sennò il mio capo poi mia moglie mi riprende perché lo insegna ai bambini. I bambini parlano subito. Allora io me ne esco subito. Qual è il primo comandamento? Non bestemmiare. Chiaramente la sorina, poverina, mi dice no, ti stai sbagliando. Volevi dire non nominare il nome del Dio, e io chiaramente del Dio Ivano, perché dovete capire che il lessico del bambino di campagna veneto, insomma, non era così nutrito.
E allora la sorina tenta ancora di centrare un po' il tiro e dice no, e allora io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio all'infuori di me, dove lo mettiamo? E io dico, quello non è un comandamento. Adesso dovete capire che io già sono Minghellino adesso, all'epoca Minghellino piccolino, in fretta aveva 2 mani con le dita ciciotte, 2 padini, poi gli piaceva tanto questo ossicino qua, e questo mi ha fatto ricordare quell'aneddoto, perché avevo le idee confuse, perché la suora mi diceva io sono il Signore Dio tuo, ma non è neanche un comandamento, no? Il bambino di una certa età è confuso. Quella è la premessa perché avvenga, perché sia riconosciuto tutto il resto. Cioè puoi anche puoi non rubare la roba d'altri, ma se non riconosci, cioè metteva dentro di me il seme della logica, mettiamoci nel bambino di quel tempo là. E arriva il tempo del Covid e abbiamo visto che sono successe di quelle cose che non avremmo mai creduto. Cioè i nonni che non vanno a trovare i bambini, i coniugi, una dorme in cucina, l'altro nel capanno degli attrezzi, vabbè, lasciamo stare. E dico che poi non è tanto il discorso, no, nessuno nega il virus, nessuno nega le malattie. Io sì. Io perché non è sinceramente sono d'accordo anch'io, ma vedo che ovviamente, come dicevo, le vostre vedute sono ampie, le nostre vedute sono anche fuori, perché voglio arrivare a dire che stiamo facendo una cosa che secondo me ha un alto valore morale. Comunque quando sono successe queste cose ho detto no, ci deve essere qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va, mi sono venuti dei dubbi forti, non fanno tutte le persone a accettare questa cosa qua, sarai anche costretto finché vuoi. Quando hanno introdotto il pass, là ho cominciato a avere mi è venuto proprio spontaneo, probabilmente quell'imprinting che mi si era dato, no? Perché apro la Costituzione e leggo: l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Mi verrebbe da dire, al primo articolo, questo non è neanche un articolo, mi è venuto in mente subito la sorina, questo non è un articolo, è il presupposto perché noi si sia uno Stato. Quindi chiaramente lì, come si diceva, c'è un piano che è molto più ampio, si vuole sovvertire l'ordine delle cose, no? Cioè in un certo senso lasciamo stare magari la religione, che adesso abbiamo la scienza, no? È una cosa bigotta, retrograda, però alla fine quello è l'insegnamento, c'è un ordine naturale e se si vuole sovvertirlo, secondo me il piano è più ampio, si vuole destrutturare l'uomo. Si è cominciato dalla sua circostanzialità, dal suo corpo sociale, quello che il filosofo Ortega y Gasset chiamava la circostanzialità, cioè l'uomo non è neanche il corpo distaccato dalla sua psiche, o meglio ancora dalla sua anima, dal suo spirito, è addirittura un organismo, un tutt'uno con l'ambiente e con la socialità che ha intorno. E poi mi è venuto in mente anche un altro lavoro, quando mi è caduta questa cosa qua, mi è venuto in mente anche un altro lavoro del filosofo Diego Fusaro, che è un'altra persona che è a contatto in qualche modo con noi, e che si chiama Pensare altrimenti. In questo saggio praticamente rivolta un po' la questione, perché dice che il fondamento della democrazia non è questo appiattimento di pensiero, questo sicuramente fare tutti la stessa cosa, questi doveri, ma è proprio chi ha la capacità di un pensiero proprio, di sentire diverso, di manifestarlo, anzi dice addirittura che quello è il sale della democrazia. Quindi col gesto che ha fatto Emanuele, con il coraggio che avete avuto voi, che abbiamo avuto in quel momento là, di dissentire, abbiamo anche in qualche modo dato linfa alla democrazia, che altrimenti sarebbe un appiattimento totale verso questa distopia, mi verrebbe da dire, anche questa destrutturazione dell'uomo, per renderlo omologabile, intercambiabile, questo mondo totalmente piatto. E quindi secondo me quello che stiamo facendo qua
magari in pochi, magari in modo circoscritto con 1000 difficoltà, è proprio essere un baluardo contro questa disumanizzazione, che non è transumanesimo, cioè non è superare, secondo me si vuole deumanizzare con queste manovre, con questa introduzione forzata di tecnologia. E quello non è un valore aggiunto all'uomo, ma è precisamente, secondo me, l'annichilimento, quello che forse aveva visto bene Nietzsche, che è un filosofo che devo riprendere un po' in mano. Lui aveva previsto, quando la Chiesa sarà svuotata, cioè sarà un cristianesimo vuoto, svuotato dei suoi valori, e quando l'uomo subirà queste distrutturazioni qua, andrà verso all'annichilimento, non andrà certamente verso alla pienezza, alla pienezza dello sviluppo individuale e sociale. E quindi la mia esperienza è stata proprio che in quel momento in cui mi sentivo sperduto mi è arrivato tutto un segnale in cui è stata una cosa che in qualche modo bellissima, in qualche modo mi ha dato la convinzione, la sicurezza che stavamo pensando bene, stavamo facendo la cosa giusta. E quindi ecco, io vi ringrazio, sono onorato di essere qua e ringrazio anche Emanuele, e hai fatto benissimo, perché è importante anche non dimenticare. Grazie Fabio Benedetto per queste parole, grazie a voi tutti. È bello comunque, come vedete, che ho fatto parlare dei partecipanti in modo che poi interloquite, cioè vorrei che passasse chiaro un concetto, che avete vinto tutti. Adesso menzioneremo, come di prassi, dal terzo classificato al secondo e al primo, poi ci sono molti segnalati. La giuria ha avuto un lavoro, come dire, anche impegnativo nella scrematura, perché i lavori forgiati nell'isolamento, nella sofferenza, in queste condizioni qua, sono lavori pregevoli, perché sono lavori sentiti, perché non sono lavori letterari tanto per. Quelli scritti da voi sono lavori che sono vissuti di un sentito, quindi la giuria ha avuto il suo bel da fare, quindi molti sono stati poi segnalati come lavori pregevoli, e insomma il messaggio che voglio dare, come all'inizio di questa serata, è che in qualche modo hanno vinto tutti, ecco. Quindi partiamo dal terzo classificato. Esatto. E poi la Lucia leggerà le motivazioni. Arriva un momento. Ci siamo, Ecco. Quindi, allora, il terzo classificato, vogliamo prima leggere le motivazioni? Sì. Dopo dire il nome? Sì. terzo classificato, la terza classificata è Alza. Volti della nuova era. È una raccolta di brevi storie emblematiche. Nella sua interezza quest'opera ci sussurra che quello che chiamiamo progresso si deve giocare sul piano dello spirito e non della materia, e soprattutto che l'uomo deve tornare a guardare con fiducia alla forza del cielo. Quindi il terzo classificato, il premio Divock 2023, si chiama Mariangela Cecci. Se non è presente c'è un suo rappresentante, un delegato, un qualcosa, se no glielo spiegheremo. Certamente. Allora, procediamo col secondo classificato.
Bene, il titolo è Sciocchezze e irriverenze. È una bellissima raccolta di poesie dal titolo autodissacrante, in cui ritroviamo il contatto con il Cristo, via, verità e vita. Il Cristo che la società attuale, nel suo impazzare di immagini e comandamenti fasulli, fa di tutto per estromettere dalla prospettiva umana, viene evocato in tutti i versi dell'opera, in un incedere attraverso l'autocoscienza che si libera del sé per lasciar posto al trascendente. Quindi il secondo classificato premio Divo 2023 si chiama Joseph Barnato. Con la targhetta, così, ecco qui, Lucio, anche la Lucia. Puoi dire due parole? No, È una bella emozione, immagino. Adesso, dov'è Allora, adesso devi leggere le motivazioni del primo classificato. Ricordiamo che vi siete distinti su oltre 100 concorrenti, che il presidente della giuria ha vinto un premio Montale. Ecco, adesso dirò due parole anche sull'artista Giulio Menossi, che il presidente di giuria Angelo Tonelli ha vinto il premio Montale, uno dei più ambiti, anzi forse il più ambito premio di poesia d'Italia, oltre che essere gracista, performer, insomma un uomo di caratura immensa, e che abbiamo avuto il nostro bel da fare a selezionare, come dicevo, con questa levatura i componimenti. In palio per il primo classificato c'è un'opera di Giulio Menossi che si merita un altro applauso, perché in 3 mesi che vado nel suo laboratorio era in Turchia, in Israele, in Patagonia, in Messico, gli ha fatto un'intervista anche alla TV americana come mosaicista, e bisogna dire che solo qua a Udine è stato emarginato perché nel suo laboratorio ha appeso i cartelli dicendo che il Green Pass è come il nazismo e bisogna dar merito a Giulio Menossi, che ha creduto laddove altri hanno puntato il dito, e teniamo in considerazione che l'opera messa in palio è di questo straordinario artista. Quindi leggiamo le motivazioni. Io leggerei un breve passo del e poi leggiamo le motivazioni. Forse è arrivato il momento di offrire all'Europa qualcosa di diverso, o meglio, di molto antico. Per usare le parole espresse nel 2004 dall'allora cardinale Ratzinger, divenuto Papa con il nome di Benedetto, patrono d'Europa, l'Europa ha bisogno di una nuova accettazione di se stessa se vuole davvero sopravvivere. La multiculturalità, che viene continuamente e con passione incoraggiata e favorita, è talvolta soprattutto abbandono e rinnegamento di ciò che è proprio, fuga dalle cose proprie. Fine citazione. Ai tempi le parole di Ratzinger caddero nel vuoto, ma poi ci fu la grave crisi economico-finanziaria del 2007-2008, seguita dall'ancora più grave crisi pandemica del 2020. Adesso che la terra umida sta franando sotto i nostri piedi, non possiamo più permetterci il lusso di stare a guardare. Se davvero l'autentica Europa uscirà fuori sull'orlo di una tomba, come previsto da Nietzsche, siamo arrivati al dunque. Siamo un po' ripulsanti, per cui io quando leggo delle cose vere, e queste ultime parole anche sono bellissime, dice: non c'è motivo di rimpiangere le anticaglie sfacciate per novità, ed è questo effettivamente quello che vogliono fare,
che impediscono alle nuove generazioni di risorgere con energie intellettuali sane e capaci di lavorare a una vera rivoluzione culturale. Primo classificato al concorso Divock 2023 non vaccinato, per premio per i non vaccinati, è una donna, Rita Remagnino. Adesso c'è l'opera di Giulio Menossi, vieni qui. Grazie mille, grazie mille. Comunque abbiamo sul podio due donne e in giuria anche una quota rosa, quindi è un premio in rosa questa volta, si può dire, meno male, perché dicono questi dissidenti. Azzurro ci sono ancora questi. Sì. Esatto. Raccontaci, dici le tue un attimo la motivazione anche, no? Adesso Il suicidio dell'Europa è l'opera vincitrice del premio Divock 2023. Con questa scelta la giuria ha voluto valorizzare il genere letterario del saggio, genere che sta molto a cuore anche alle edizioni Audax. L'opera, oltre ad essere molto ben confezionata, ad avere un indice molto eloquente ed un'interessante bibliografia ragionata, presenta una visione lucida e profetica del percorso storico-ideologico della costruzione del progetto europeo. Dall'origine alla situazione attuale degradata, passando per le varie tappe dell'impalcatura europeista, il testo aiuta il lettore, non solo cittadino europeo ma anche anima immortale, ad entrare nel merito del senso ultimo del proprio stare al mondo. Wow, complimenti. Siete stati bravissimi. Il libro della vincitrice è già pronto, dopodiché sarà a disposizione sul banchetto per chi lo desiderasse. All'interno c'è una recensione non solo dei primi 3 classificati, ma c'è una nota critica anche di molti segnalati, quasi una ventina di segnalati che hanno colpito la giuria per particolare pregio, e abbiamo deciso di inserire una nota critica all'interno della pubblicazione. Abbiamo lavorato, come vedi, guarda, spero ti piaccia la copertina, rappresenta questa Europa frammentata. Abbiamo cercato di rappresentare la tua idea, diciamo. Ma direi che ci siete anche riusciti, Ecco, dici 2 parole sulla tua esperienza, sulle tue emozioni. Vabbè, la mia esperienza è quella di tutti voi, quindi anch'io non potevo più accedere neanche a un bar per prendere un caffè, come direi tutti voi. Ho fatto questo saggetto che non è esattamente un saggetto di geopolitica, perché ci ho messo anche qualcosa di più, nel senso che ho fatto dei parallelismi tra quello che l'Europa è stata e quindi quello che ha significato a livello storico, filosofico e culturale per lo sviluppo, direi, della cultura di tutta l'umanità, e quello che si è ridotta ad essere, cioè una schiava. Infatti il suicidio dell'Europa rende bene questa idea di schiavitù. Noi purtroppo non siamo semplicemente sottoposti a poteri forti, come abbiamo detto tutti, ma siamo soprattutto, io credo, vittime di noi stessi, nel senso che non crediamo più
a noi stessi. Il nostro problema non è che oltreoceano ci sia una cupola di squilibrati mentali che vuole azzerare l'uomo. Il nostro problema è interiore. Noi ci stiamo suicidando, noi crediamo di non essere all'altezza dei cambiamenti che aspettano il futuro e invece non è assolutamente vero. E poi una delle cose, ma vedo che mi avete già anticipato col DIVOC prossimo, cioè una delle cose per cui l'Europa è così disorientata è il fatto di avere rinnegato il resto dell'Eurasia. Quindi noi Asia vuol dire Europa più Asia. Noi abbiamo una storia millenaria che parte ancora prima degli indoeuropei, ma adesso non mi ricordo spiegare, e comunque noi non possiamo rinnegare una cultura che non è solo europea, è persiana, è indiana, è russa ovviamente, anche se Russia è una bestemmia. La Rita, già anticipato. No, tu hai anticipato. È una questione di riconoscimento, è solo una questione di riconoscimento, come Alfredo stesso, perché Alfredo stesso riconosce noi come persone che sono andate avanti in una direzione che è l'autocoscienza di sé, senza bere la pozione che veniva rappresentata. È solo una questione di autocoscienza allora, nel suicidio dell'Europa. Non solo, cioè è una questione innanzitutto di autocoscienza, nel senso che noi non abbiamo più, abbiamo perso il collegamento con le nostre radici e poi soprattutto nelle ultime generazioni, spiace dirlo, ma è anche una questione di ignoranza nel senso etimologico del termine, nel senso che si ignora quello che è stato la nostra storia passata, cioè lo so, però a scuola ci siamo andati anche noi siamo andati a scuola e quindi non ce ne siamo anche stati. noi siamo stati condizionati malamente da un'istruzione pubblica che c'è dentro. Sono d'accordo, però salvarsi si può. Sì, ma questo e quali sono le radici dell'Europa? Le radici dell'Europa sono criticamente. L'abbiamo buttata alle ortiche, che cosa vogliamo fare? O torniamo a quello o ciao. Ecco, la Rita io penso che ha toccato un tasto dolente che è quello della... cioè, io penso che si possa dire che come prima c'era questa caccia alle streghe per i non vaccinati, adesso ce n'è altre. Il tema della Russia oggi, c'è un conflitto, diciamo, militare, politico in corso. La stessa domanda la possiamo fare: cosa c'entra la cultura russa? Cioè, i ballerini russi, i direttori d'orchestra russi, cosa c'entrano con gli interessi di capi di Stato? Perché escludere dai festival pianisti che interpretano Rachmaninoff, Dostoevsky? Cosa c'entra la cultura con gli interessi militari di 4 persone? Ed è per questo, lo annuncio in prima assoluta in pubblico, che ho deciso di indire un premio alla madre Russia per... Se la prendevano quei francesi, per me era uguale. La caccia alle streghe non deve rispondere la cultura per gli interessi di 4 persone. È questo che, diciamo, forse voleva dire anche la Rita, che la cultura è coesione, fondamento, istituzione e senso dell'appartenenza. L'Europa ormai è un simulacro, cioè l'Europa nel senso del mito greco. È così. L'Europa non esiste più. Per il linguaggio comune si dice Europa, a indicare una istituzione politica che non ha nulla a che fare con il continente d'Europa, con il popolo, è una istituzione politica. Secondo me non è neanche politica. Cioè Bruxelles non è economica. Però nell'immaginario collettivo è diventato questo. Semplicemente credo che la politica non
esiste più, perché la politica, lo stavamo dicendo con il signore di poco fa, cioè la politica è una cosa orizzontale, destra-sinistra, destra-centro-sinistra. La politica in questo senso non esiste più. Adesso è il periodo in cui bisogna metterci in verticale, quindi dobbiamo colpire in alto e lavorare in alto e tenderci come un albero, il che significa che dobbiamo riconoscere le nostre radici e andare verso l'altro. Adesso la storia della politica destra e sinistra lo abbiamo visto con Draghi e Meloni, è ora di finire. Cioè, è la stessa cosa. La politica con la maiuscola ma non c'è più. L'uomo è un animale sociale, quindi la politica è riconoscere se stessi. Probabilmente bisogna creare nuove strutture, cioè la politica come la conosciamo non è più sufficiente, cioè è insufficiente per combattere il molo che abbiamo davanti. Questa è la loro. Questa è la politica che stanno mettendo in atto loro. Bene.